I carabinieri della stazione di Licata, con il supporto tecnico del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sezione controlli, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo finalizzato alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico nel corso delle verifiche presso un esercizio commerciale ubicato nella centrale piazza Linares a Licata. Sono stati individuati 3 apparecchi automatici da intrattenimento risultati non conformi alla normativa vigente, privi di attestato di conformità, non collegati alla rete telematica statale e installati senza le prescritte autorizzazioni. A seguito delle irregolarità riscontrate, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo degli apparecchi e della somma in contanti pari a 775 euro, rinvenuta al loro interno, elevando contestualmente sanzioni amministrative per un importo complessivo di 30.000 euro. L'attività si inserisce in una più ampia operazione avviata sin dal mese di luglio su scala provinciale che mira a contrastare il fenomeno del gioco irregolare con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione delle forme di dipendenza patologica. E intanto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e segnalato alla prefettura un 26enne quale assuntore. Durante un ordinario servizio di perlustrazione notturna, la pattuglia dell'Arma ha notato 2 giovani che conversavano con un atteggiamento sospetto. Alla vista dell'auto di servizio, il 26enne ha tentato di disfarsi di un sacchetto di plastica, poi recuperato dai militari, che conteneva circa 3,3 grammi di cocaina. Nel corso dell'identificazione, il 18enne ha cercato a sua volta di gettarlo è prontamente recuperato dai militari, risultato contenere 4 dosi confezionate di cocaina per un peso complessivo di 5,7 grammi. La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del giovane ha consentito così di rinvenire e sottoporre a sequestro una somma in contanti di 2.740 euro, ritenuta provento dell'attività dello spaccio. Al termine della formalità di rito, il 26enne è stato segnalato all'ufficio territoriale del governo di Agrigento per uso personale di stupefacenti, mentre il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.